Mi chiamo Luca Taddio, insegno estetica presso l'Università di Udine. Qui in questi ultimi 12 anni abbiamo realizzato oltre 800 incontri, una media di 70 incontri l'anno grazie al Festival Mimesis e al premio Udine Filosofia. Qui è nato anche il primo master in filosofia del digitale e a partire da questa esperienza abbiamo dato vita al corso di laurea in filosofia e trasformazione digitale. Non è soltanto un percorso di istruzione universitaria, è una vera e propria scommessa, un progetto culturale che l'Università di Udine, fra le prime, se non la prima in Italia in realtà, ha cercato di portare avanti. La scommessa qual è? Vedere quello che è un cambiamento epocale. La nostra epoca si trasforma, non è più quella di 20, 30, 40 anni fa, è qualcosa di diverso. A cambiare è la trasformazione digitale, iniziata già da qualche decennio, ma che oggi sta portando la sua accelerazione vera e propria. Cosa cambia? Cambia il modo di rapportarsi agli altri, a noi stessi, la società. Il digitale cambia, trasforma, non ci sono più centri ma solo periferie. Una rete in cui ci si muove e in cui si cerca di capire da che parte andare. Il corso in filosofia e trasformazione digitale a Udine offre una solida formazione filosofica con un innesto riguardante le nuove tecnologie digitali. Non si tratta di rendere i filosofi ingegneri, ma di rendere i filosofi consapevoli del mondo nel quale si calano e nel quale dovranno lavorare, pensare e riflettere. È un progetto interessante, è un progetto che consiglio, è un progetto utile per chi vuole vedere ed essere all'altezza delle trasformazioni del proprio presente. No, io sono davvero grato dunque per tutto quello che è stato detto su di me, che sono veramente sorpreso anche in un certo senso e in qualche modo onorato, insomma, per questo premio, anche per il modo, per le motivazioni con cui mi viene dato, insomma, che sono state lette, descritte, eccetera. E anche per questa introduzione che ha colto dei punti essenziali, insomma, effettivamente del mio lavoro, di tutto quello che ho fatto. Devo dire che comunque a Udine, sono contento anche che questo stia avvenendo a Udine, perché in qualche modo io sono legato a questa città, perché ho insegnato negli anni '80 per 3 anni, qui vicino, in via Zanon, mi pare numero 16, no, dove c'era una volta il Dipartimento di Informatica. E poi anche perché, insomma, ho sposato una illustre germanista che è qui in prima fila e che appunto è nata a Udine. Quindi per tutte queste ragioni, insomma, sono veramente contento di essere qui. Adesso, insomma, io dunque ho cercato di organizzare un discorso, insomma, spero che non sia troppo pesante, ma dunque, discorso che tende un po' a stabilire un raccordo tra tutto quello che noi vediamo oggi, diciamo, intorno a noi, di innovazioni rivoluzionarie, no? In questo momento storico sappiamo di grandi scoperte, di innovazioni fenomenali, insomma, con calcolatori che riescono a calcolare trilioni di operazioni in un solo secondo, insomma, quindi cose veramente strabilianti. Poi c'è questa intelligenza artificiale di cui non sappiamo bene che farcene, ma insomma, comunque, ecco, tutte queste però hanno il sapore di innovazioni potenti, ma applicative, no? Applicative, qualcosa che ha a che fare con l'esterno, con il mondo esterno, con quello che noi facciamo continuamente intorno a noi, quello che vediamo, quello che facciamo, insomma, il modo in cui usiamo il calcolatore o semplicemente un telefono. Ecco, allora, che relazione c'è fra queste cose e altre cose di cui, insomma, io mi sono occupato fin dai primordi, fin dal 1980 e prima, in particolare l'infinito. C'è un raccordo fra queste cose e l'infinito? Sembrerebbe di no. Poi invece sì, cioè secondo me c'è un raccordo ed è proprio quello che vorrei in qualche modo chiarire. Cioè ci sono
dei tumulti, diciamo, delle ricerche tumultuose di carattere per lo più applicativo, scientifico, insomma, no? Che ci sbalordiscono per certi aspetti, ma queste applicazioni sono in qualche modo un contraccolpo dialettico di un momento introspettivo della matematica, un momento riflessivo molto potente in realtà, che appunto aveva preso di mira la possibilità di definire l'infinito, niente che meno che l'infinito attuale. Adesso noi purtroppo diciamo, siamo un po' abbagliati dal presente, siamo un po' condizionati da tutti i formalismi, i tecnicismi che usiamo oggi. Questo un po' ci frena e non ci permette di guardare lontano e di vedere diciamo, dei motivi di fondo di quello che facciamo oggi, no? I motivi di fondo. E non sappiamo fin dove dobbiamo retrocedere per trovarli questi motivi, queste motivazioni. Ecco, io proporrei di retrocedere, si può retrocedere fino ai greci, insomma, ma non intendo fare questo. Mi limiterei semplicemente alla scienza dell'infinito, alla filosofia dell'infinito, diciamo, tra fine 800 e primi 900. Secondo me è da lì che sono nate i primi suggerimenti potenti, diciamo, per capovolgere tutta la visione della matematica e della scienza stessa e proiettarla da questo momento introspettivo che voleva in qualche modo cogliere l'essenza dell'infinito, invece a un mondo come il nostro, in cui dell'infinito non si parla più. C'è una completa rimozione di quel momento riflessivo e di quella necessità di capire la profondità del concetto di infinito e si parla solo dell'algoritmo. Adesso io diciamo, esagero un po' nel dire questo, insomma non è sempre e ovunque così, però insomma è un po' questa la natura del secolo in cui viviamo. Ecco, allora vediamo un momento di proiettarci un secolo e mezzo, un secolo e mezzo direi addirittura, insomma, perché la filosofia dell'infinito nasce alla fine dell'Ottocento, che è stato un periodo, diciamo, come dicevo, segnato da un'analisi introspettiva della matematica, no? E da una profonda fiducia nei poteri della scienza. Sembrava che si potesse veramente col solo pensiero razionale, arrivare a capire e a risolvere problemi tradizionali della filosofia, tra cui appunto la definizione dell'infinito. Ecco, non solo dell'infinito, insomma, in sé, insomma, ma risolvere quella dicotomia che aveva attraversato, vorrei dire, dei millenni, da Aristotele in poi, e che era la differenza fra l'infinito in atto e l'infinito in potenza. Allora, qui bisogna risalire ad Aristotele, insomma, purtroppo comunque per chiarire il punto, no? Aristotele si era posto il problema, ma esiste l'infinito? In che senso può esistere l'infinito? I matematici si occupavano in effetti di infinito, ma non lo nominavano mai. I matematici greci non nominavano mai l'infinito, anche se sembrava che potesse intervenire in qualsiasi operazione della matematica, ma non lo nominavano e non lo facevano intervenire. Aristotele diceva, insomma, c'è un infinito in atto e un infinito in potenza. L'infinito in atto è un infinito che esiste come una totalità chiusa, attuale, presente, no? Quindi qualcosa di perfetto, qualcosa che è chiuso in un certo senso, non perfetto vuol dire, insomma, perfezionato. Insomma. E l'infinito invece potenziale, che è qualcosa che è sempre in divenire, qualcosa che ha sempre oltre di sé qualcos'altro. Ecco, questo termine altro, allo, è un po' il segno distintivo dell'infinito potenziale, qualcosa che non si chiude mai, qualcosa che continua, diviene e insomma contempla una perpetua metamorfosi. Direi che il mondo antico era ossessionato dall'idea della metamorfosi, dal fatto che
tutto può diventare qualcos'altro, insomma, e noi stessi possiamo diventare animali, piante, altre cose che non sappiamo, dei forse, ma ecco, allora, di fronte a questa metamorfosi, no? L'infinito in qualche modo era in qualche modo connivente, no? Con questa idea del divenire come altro, come continuo cambiamento, come metamorfosi perenne. Allora, dunque, alla fine dell'Ottocento, ma anche prima, insomma, si pensò che forse era il momento di capovolgere, di rovesciare completamente la questione. Cioè di dimostrare che esiste un infinito in atto. No? Aristotele lo negava, diceva l'infinito non esiste, l'infinito in atto non esiste, l'infinito può essere solo potenziale, qualcosa che sempre diviene, ma non è. No? E associava Aristotele all'infinito dei termini assolutamente negativi, come la materia, la hule, no? E la steresis, che è la mancanza, no? Che è ancora più radicale della hule. No, la steresis è qualcosa che nega assolutamente qualsiasi tipo di forma, la steresis vuole distruggere la forma, invece la hyle, diceva Aristotele, anela alla forma. Ecco, l'infinito aveva a che fare proprio con la steresis, qualcosa che non esiste, che non c'è. E addirittura nella tarda antichità troviamo un Boezio che dice, l'infinito è mostro di malizia, dedecus malizie, quindi l'infinito come male, no? Ecco, dicevo che alla fine dell'Ottocento si capovolge un po' questa cosa, cioè l'infinito è già, diciamo, nel corso dei secoli precedenti, si configura già come qualcosa di positivo, non di negativo. Per cui, insomma, se Aristotele diceva la natura evita l'infinito in tutto ciò che fa, troviamo un Leibniz che dice esattamente il contrario, la natura cerca l'infinito in tutto ciò che fa, in ogni sua operazione lo fa intervenire l'infinito. No? E Leibniz sappiamo che è l'inventore di un calcolo infinitesimale in cui l'infinito sotto forma di infinitesimo entra di diritto, insomma di diritto per modo di dire, perché insomma c'erano dei problemi non indifferenti da risolvere. No? Però a un certo punto l'infinitesimo entra di prepotenza e come entra? Ma entra come segno matematico, L'infinitesimi dei x, dei y, insomma, sono dei differenziali, insomma, no? Con cui si calcola. Quindi si comincia a concepire l'infinito in termini matematici come qualcosa di cui si può parlare, come qualcosa di cui la natura si serve nelle sue operazioni, quindi insomma si comincia a rivoluzionare tutta questa concezione negativa dell'infinito. Però ecco, alla fine dell'Ottocento, dicevo, qui c'è anche un ottimismo, una fiducia, insomma, nel poter rovesciare tutto, capovolgere, insomma, questa idea, no? E creare col solo pensiero un infinito in atto che possa in qualche modo anche essere simboleggiato da dei segni matematici e incarnarsi, diciamo, in un calcolo che poi può avere dei riflessi di solito anche nella scienza della natura, cioè questo è un calcolo che ci dice come affrontare la conoscenza della natura. E quindi troviamo dei nomi, insomma, troviamo Dedekind, che è stato citato prima, troviamo soprattutto Georg Cantor, no? Cioè l'inventore della teoria degli insiemi. È a lui che di solito, a Georg Cantor, che viene attribuito il merito di aver inventato, di aver proposto questo infinito in atto in matematica. Ecco, non è che se lo sia inventato dal giorno alla notte, intendiamoci, insomma, perché insomma, in matematica succede anche un po' questo, ci sono dei fenomeni, no, che si ripetono di qua e là, nella teoria dei numeri, in geometria, in vari campi, insomma, no?
nei campi numerici, nelle successioni che definiscono i numeri irrazionali, nelle serie potenze, nelle serie trigonometriche. Ci sono delle indagini che in qualche modo a un certo punto scoprono dei fenomeni, appunto, ripeto, che si ripetono e indicano comunque qualche cosa di nuovo. E allora si diceva, ma per denotare questo qualcosa di nuovo non bastano le idee precedenti, bisogna aggiungere delle idee nuove. E una di queste idee nuove, che sembrava alla portata di mano, insomma, in qualche modo, era l'idea di infinito in atto. Quindi insiemi che potevano essere infiniti, no? Devo dire però che già l'infinito in atto di Georg Cantor era un infinito già aumentabile, non era un infinito totale, no? Era un infinito aumentabile. I numeri trasfiniti sono infiniti aumentabili, perché i numeri trasfiniti crescono comunque, insomma, vanno chissà dove, insomma. Quindi, insomma, ecco, e poi, insomma, c'era direi, un azzardo di fondo, non nella mentalità dell'epoca, per cui si pensava che tutto quello che si poteva concepire in termini coerenti, diciamo, potesse sussistere, potesse avere una sua esistenza plausibile. E non so, faccio un esempio, insomma, c'era un famoso geometra italiano, veronese il nome Veronese, il quale un trattato di geometria, suo famoso, sui principi della geometria, iniziava, no, questo trattato con una parola, un'unica parola, penso, punto. Penso, punto. Una cosa che nessuno farebbe mai oggi, insomma, ma c'era una fiducia totale, direi, insomma, incalcolabile, insomma, sulla capacità del pensiero di concepire delle cose, insomma, delle cose, delle novità, no? E Dedekind diceva addirittura, noi matematici siamo di razza divina e abbiamo il potere di creare. Quindi siamo di razza divina e abbiamo il potere di creare, no? Questo lo diceva Dedekind. Bene, allora c'è questo infinito in atto, insomma, ecco, e Hilbert, un famoso matematico dell'epoca, no, diceva, ma ormai Kant ha creato un paradiso per noi, no? Un paradiso inaudito, nuove idee, una nuova scienza, insomma, tematica, e nessuno ci caccerà da questo paradiso. Naturalmente i matematici furono prontamente cacciati da questo paradiso, cacciati e anche male, perché cosa succede a un certo punto? Alla fine dell'Ottocento, dopo questa fiducia illimitata, si scoprono dei paradossi della teoria dell'insieme. No? Si scopre che queste idee, insomma, soprattutto il concetto di insieme non era assolutamente chiaro. E quindi se non era chiaro il concetto di insieme, figurarsi il concetto di insieme infinito. Quindi, insomma, comincia una trafila, una crisi dei fondamenti della matematica, no? Che investe completamente il lavoro dei matematici e anche tutta l'analisi classica, insomma, dei matematici viene in qualche modo minacciata, insidiata da questi paradossi. Stupisce anche il fatto che questi paradossi sono in realtà semplicissimi, insomma, sono poche righe di ragionamento che però mandano all'aria tutto. Stupisce questo contrasto tra la semplicità di queste semplici osservazioni paradossali e la grandezza di questa la devastazione che per alcuni decenni la matematica attraversò, e direi per 30 anni, insomma, no? per una crisi dei fondamenti che non era solo della matematica, ma dell'intero pensiero razionale, insomma, no? Quindi se uno dice non sa cos'è un insieme, non sa cosa vuol dire mettere insieme degli oggetti per formare una classe di
allora che cosa stiamo a fare? Insomma, tutto il concetto del numero ormai poggiava su questa idea, no? Il concetto del numero intero, il concetto del numero razionale, insomma, e altri concetti più complicati, insomma, no? Il concetto di operazione aritmetica, insomma, era tutto basato su queste idee. Allora, dunque, che cosa succede a questo punto? Ecco, io vorrei, prima di dire che cosa succede, dunque vorrei però far capire che cosa c'era, che cosa era coinvolto, diciamo, nella novità di questo infinito attuale, insomma, no? Che cosa rendeva possibile questa nuova concezione dell'infinito attuale. Guardate che prima della fine dell'Ottocento, a parte il caso di Leibniz, che fu insomma in qualche modo contestato, e a parte il fatto che poi tutti i matematici dopo Leibniz cercarono di eliminare il concetto di infinito dalla matematica, non era così, il calcolo infinitesimale si chiama ancora così, si è chiamato così per molti secoli, ma poi non era più così già da un pezzo, insomma. Ecco, che cosa, dunque vorrei farvi capire in qualche modo la negatività di questo infinito, no? Meglio, e in qualche modo perché questo infinito attuale dei matematici in qualche modo poteva essere un contraltare, una riscossa, insomma un qualcosa che poteva contrastare un male esistenziale, no? Allora, voi pensate, non so, dicevo dell'infinito negativo di Aristotele, no? Però, per esempio, prendete un Plotino, no? Plotino cosa diceva? Quindi qui siamo nei primi secoli d.C., insomma, terzo secolo. Plotino diceva che esistono due infiniti, l'infinito intellegibile, perfetto, quindi quello intellettuale, e invece l'infinito imperfetto, cioè la sua immagine. Lui diceva addirittura il suo fantasma, o simulacro, no? Che è l'infinito come ce lo immaginiamo noi. Lui lo chiamava eidolon, quindi idolo, no? E quindi faceva capire che l'infinito a cui noi siamo abituati qua giù, l'infinito che noi pensiamo di sperimentare su questa terra, è in realtà un infinito idolatrico, no? Infinito che noi scambiamo come nostra capacità di avvicinarci al vero infinito. Ma lui dice in realtà non ci avvicina affatto, semmai ci allontana, no? Quindi tutte le volte che noi pensiamo di capire l'infinito, di intuire, di seguirne i passi arrivando chissà dove, no? In realtà corriamo questo rischio di idolatria, diceva Plotino. Tutta direi, l'esistenza umana era in qualche modo condizionata da un infinito potenziale, da un infinito che non si conclude mai, no? Quello che poi Hegel avrebbe chiamato cattiva infinità. L'infinità di Sisifo, no? L'infinità di Sisifo che prende un masso, lo porta in cima al monte, poi il masso cade, lui lo porta su e così via. Non c'è soluzione, no? Non c'è soluzione, quindi non si arriva da nessuna parte. E Camus scrisse un libro sul mito di Sisifo dicendo che la nostra esistenza umana è quella, no? Poi lui cercava di vederla anche in positivo, ma insomma, però c'era poco da ridere, insomma, su questo. E questa cosa, tra l'altro, la troviamo anche in Melville, la troviamo in Leopardi. Leopardi era radicale sull'infinito. Leopardi diceva, ma insomma, non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che lui ha scritto una lirica sull'infinito, no? Come se fosse qualcosa di... Lui naufraga nel mare dell'infinito, no? E poi nello Zibaldone è molto chiaro, diciamo, cioè
l'infinito non c'è, assolutamente, è inutile illudersi, no? E dice, chi vi ha detto poi che essere infinito sia una perfezione? Non lo è, non lo è. E sentite poi Melville, no? Moby Dick, ci sono delle pagine iniziali di Moby Dick proprio che molto, molto indicative, no? Chiamatemi Ismael, è l'incipit del libro, ce ne vede. Ecco, chi era Ismael? Dio narrante, no? Un narrante a tratti rassomiglianti con l'Ismael della Genesi, che è un uomo incolto, spontaneo, una specie di Ferus Pomo, no? E appunto Ismael di Melville a tratti rassomiglianti e subisce la disperazione della solitudine prima di imbarcarsi sul Pequod, no? La disperazione della solitudine, la desolazione del deserto e il pensiero della morte sono questa è la premessa, insomma, no? dell'avventura. Egli dichiara di mettersi in mare per supplire pistola e pallottole testuali, no? Ecco, ma perché questo? Ecco, prima di imbarcarsi in Nantucket, Ismael vede numerose baleniere, no? Abituate a circumnavigare il globo, allineate fianco a fianco nel porto, in silenzio, mentre da altre giungono i clangori di maestri d'ascia e ghiottai, assieme al rumore di fuoco e fucile per fondere la pece. In tutto ciò Ismael scorge allora un tratto della nostra esistenza che è indissolubilmente legato all'esperienza dell'infinito. Un infinito ripetitivo, uniforme, monotono e senza soluzione, esattamente simile alla leopardiana. Cito Melville, tutto lasciava presagire l'imminenza di nuove crociere, questo spettacolo, no? Tutto lasciava presagire l'imminenza di nuove crociere, un viaggio lungo e alquanto periglioso volge al termine, un secondo segue a ruota, a termine il secondo, un terzo segue, e via di questo passo, sempre e sempre. Dice poi, dice, vale per ogni umana impresa. Il limite qual è? È intollerabile. Questo dice Melville, cito Melville. Il limite qual è? È intollerabile. Forse aveva ragione Flaubert quando diceva, no, che il riposo non è dell'uomo, è un'attitudine di Dio, diceva Flaubert, il riposo. Bene, allora voi capite quale impatto avrebbe potuto avere, no, diretto o indiretto, per la vita umana la possibilità di definire questo infinito in atto, seppure in forma astratta, matematica, ma in qualche modo poteva avere delle indirette conseguenze anche nella nostra vita. Ecco, ma dicevo, i matematici furono poi cacciati da questo paradiso dell'infinito attuale e dovettero affrontare una crisi che non ebbe, insomma, poi la soluzione sperata. In realtà quello che successe, e questo è un fatto abbastanza curioso, insomma, no curioso, insomma, è andata così in fondo. Verso gli anni 30, direi, del secolo scorso, si è realizzato che l'infinito è qualcosa che aveva dei tratti molto somiglianti all'infinito greco, all'infinito di Aristotele, cioè un infinito negativo. Cioè non si è questa pretesa in qualche modo, questa speranza, pretesa di definire l'infinito in atto, non andò in porto e diciamo i matematici, per esempio Hermann Weyl, tra gli altri, che era un matematico, un grande matematico dell'epoca, uno dei profondi interpreti della matematica di quei tempi, ecco, poteva affermare a buon diritto che l'infinito è solo potenziale. Non c'è l'infinito attuale e che il continuo è il dominio di un libero divenire. Nessun infinito attuale è possibile. Allora, che cosa è successo a questo punto? È successo che
ha preso forma per una specie di contraccolpo dialettico, diciamo, un'estrema attenzione per il finito, visto che la matematica non è in grado di dirci esattamente cos'è l'infinito. Bene, vediamo se capisce cos'è il finito, no? E qui il finito sembrava essere una cosa assolutamente a portata di mano, cioè una cosa molto molto chiara. Era l'infinito che dava preoccupazione, ma certo non il finito. E tutta l'aritmetica era formata da operazioni sul finito, no? 2 più 2 uguale a 4, insomma, no? E la cosa, insomma, che sappiamo anche noi, insomma, il finito va bene, insomma, tutti lo conoscono, no? Ecco, qui in realtà scatta una novità, che anche all'infinito non è chiaro cos'è. No, non solo l'infinito, ma anche il finito. E perché non è chiaro cos'è? Perché intanto si è cominciato a calcolare con degli infiniti, con delle procedure di calcolo, sì, finite, ma a un certo punto la dimensione dei problemi è cominciata ad essere molto grande, no? Molto grande. E quindi questo finito ha cominciato a crescere, no? Quindi, quindi adesso questa è un po' la cosa, no? E comunque lasciamo un momento da parte questa crescita del finito. Intanto si tratta di capire cos'è il finito, no? E cos'è effettivo nella matematica. Dopo aver scoperto che ci sono delle cose, dei concetti incoerenti, no? Che in qualche modo riguardano l'infinito, bisogna capire veramente che cosa è effettivo, cioè che cosa è reale nella matematica, perché le cose che si dicevano sull'infinito erano completamente irreali. No? Quindi, che cosa è effettivo? Cominciò una ricerca sul concetto di effettività. No? La matematica ha questo anche non sono solo calcoli, la matematica è un pensiero, in fondo, no? È un pensiero, che tenta in qualche modo di definire delle cose che insomma sono un po' elusive, insomma, come concetto di effettività, è molto elusivo se ci pensate bene. No? D'altronde la matematica si trovò nelle condizioni di dover affrontare questo problema. Che cosa è effettivo? Cosa è reale? Che cosa è al riparo dai paradossi? No? L'infinito lo mettiamo da parte, l'abbiamo sistemato, rimuoviamo l'idea dell'infinito. No? Ci fu una rimozione dell'idea di infinito a un certo punto, però ci fu un'estrema attenzione sul finito. E allora, che cosa successe, insomma, per essere brevi, insomma, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma l'effettività, questo concetto di effettività, quindi di sicurezza del pensiero matematico, fu affidata all'idea di algoritmo. Che cosa è effettivo? È effettivo l'algoritmo. Quello che fu fatto negli anni 30 è trovare appunto una definizione di effettività, e questa definizione di effettività era l'algoritmo. Perché cosa c'entra con finito? Ma il finito non si capiva bene come fosse, no? Però poi si è capito che il finito in realtà il modo migliore per considerarlo era concepirlo come un processo, quindi non una formula, insomma un processo di calcolo che, partendo da dei dati iniziali, passo dopo passo arriva a un risultato calcolato. L'effettività è questa, è la possibilità di arrivare al risultato con un insieme di passi successivi, uno dopo l'altro, un insieme di passi che deve essere finito, limitato, no? Perché bisogna arrivare a un risultato. Questa era l'effettività e questa era sostanzialmente la definizione di algoritmo. Poi le definizioni di algoritmo sono molto più complicate di quello che sto dicendo. Questo era il pensiero informale, diciamo, no? Perché poi per definire l'algoritmo ho dovuto mettere in campo diversi congegni complicati come la macchina di Turing, la ricorsione, lambda calcolo e altre cose più complesse.
Però si è arrivati a una idea plausibile di che cosa è appunto l'effettività, di che cosa è sicuro della matematica, mediante l'idea di algoritmo. E quindi è l'algoritmo che ha in qualche modo ereditato, in senso positivo, no, la risoluzione delle difficoltà sull'infinito. Dopo lo scatto dell'infinito, di un infinito che non si poteva più definire in modo coerente, no, ci fu comunque un consolidamento del pensiero matematico, no, una specie di discesa sulla terra, diciamo, no, che si è organizzata intorno a questa idea di algoritmo. La cosa poi è stata ovviamente agevolata dal fatto che gli algoritmi servivano a qualcosa, servivano a tutti in realtà. No? Tutto si faceva mediante algoritmi. Insomma, questo lo si è sempre saputo, ma stavolta lo si sapeva ancora meglio e si sapeva addirittura definire cos'era un algoritmo. Questo fu un passaggio cruciale nella scienza del Novecento. No? Questa è una delle rivoluzioni, insomma, di cui ci rendiamo conto anche oggi, insomma, no? Noi ragioniamo in termini di algoritmi. Chi se lo ricorda l'infinito? L'infinito non esiste più. No? Dovremmo deplorare anche questo fatto, ma diciamo, ci troviamo in queste condizioni. Però c'era una difficoltà supplettiva, che è stata citata prima. No? D'accordo, l'efficienza l'abbiamo definita, gli algoritmi sappiamo che cosa sono, eccetera, ma tutti gli algoritmi funzionano come noi vorremmo oppure no? La risposta è no, c'è sempre qualcosa di più complicato da risolvere, no? E ci sono degli algoritmi che mi hanno insegnato all'università, i primi anni, insomma, no? In epoca lontana ormai, ma per esempio per risolvere un sistema di equazioni consigliavano un algoritmo che si chiama algoritmo di Cramer, no? E che insomma sembrava, alcuni manuali lo portavano come l'unico metodo per risolvere un sistema di equazioni lineari. Se le equazioni sono 50, no? Questo algoritmo di Cramer, dato un pasto a un calcolatore che esegue diciamo un miliardo di operazioni al secondo, impiegherebbe un tempo, calcolatore, per risolvere con il metodo di Cramer un sistema di 50 equazioni in 50 incogniti, ci metterebbe un tempo paragonabile a quello che ci separa dal Big Bang a oggi. Quindi che cosa voleva dire questo? Voleva dire semplicemente questo, che esistono degli algoritmi, cioè dei procedimenti ricorsivi che diciamo, rispondono pienamente alla definizione che è stata data di algoritmo e di effettività, che però sono completamente inefficienti. Completamente inefficienti. Quindi all'effettività bisognava aggiungere il problema dell'efficienza di calcolo, altrimenti non se ne veniva fuori, no? E quindi, diciamo, la scienza attuale e le applicazioni attuali della matematica, no, sono incentrate in massima parte su questa idea di efficienza. Che però, diciamo, questa idea di efficienza a un certo punto ha visto affiancarsi come prevedibile conseguenza, direi, il sogno demonico e inarrestabile del progresso, dell'efficacia. E questo carattere numerico e algoritmico, sempre più invadente e oppressivo, direi, della nostra rappresentazione del vivere individuale e collettivo. Però questa conseguenza, che sembra dettata da ragioni di ordine pratico, concreto, applicativo, da un'urgenza applicativa in qualche modo, in realtà ha la sua origine in problemi squisitamente teorici e fondazionali. Nasce dal crollo del concetto di infinito di fine 800, insomma, in definitiva, e da questo contraccolpo dialettico che dall'infinito è andato sul finito, agevolato
ecco, dalle necessità applicative che si sono acuite, direi, durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui si sono inventate delle cose straordinarie anche dal punto di vista matematico, no? Ecco, e quindi a questo, insomma, poi si aggiungono tutte le fatali distorsioni che sappiamo, implicite nell'uso dell'intelligenza artificiale, nell'amministrazione di moli gigantesche di dati elaborati da algoritmi che interpretano solo imperfettamente le nostre intenzioni e le nostre attese, come aveva già avvertito Norbert Wiener, l'inventore della cibernetica. E quindi processi che decidono autonomamente come proseguire, no? Di volta in volta, in base ai risultati provvisori di una computazione che molto spesso è occulta, la chiamano inner computation, una computazione nascosta, celata, un processo che sostanzialmente è inaccessibile nel dettaglio. Non è che il programmatore si mette con la testa dentro il computer e vede tutto quello che succede, non è possibile questo. Quindi c'è un fenomeno di delega poi finale, però per un congegno di cui non sappiamo esattamente il funzionamento, non capiamo il funzionamento in tutto. Anche se ci sono dei risultati straordinari delle matematiche che ci dicono quali sono i limiti dell'errore, ce lo dicono a priori, insomma, no? Ci dicono cosa può succedere di male, insomma. Però sono cose difficili, insomma, che non sempre sono alla portata di chi usa questi strumenti. E quindi c'è il rischio di un'attrazione, una delega anche di responsabilità a congegni artificiali il cui funzionamento non può essere del tutto compreso e possiede però, nonostante questo, una presunta obiettività. Ecco, c'è da dire, per non concludere così negativamente in qualche modo in questa, per dare diciamo, una continuità di speranza, no? E che questa indagine sull'efficienza, sulla teoria della complessità computazionale, no? Sulla natura dell'errore di calcolo, ha imposto, no? Da più di mezzo secolo un completo riesame, completo veramente totale, di tutte le procedure di calcolo conosciute in precedenza nella nostra civiltà. Queste indagini che si fanno ancora oggi, sono spesso fondate su schemi di calcolo elementari già note in età arcaiche, in Grecia, in Mesopotamia, in Cina, nell'India vedica. No? Quindi è un panorama vastissimo che si apre comunque, insomma, no? In questo punto di vista scientifico è impressionante, insomma. Ma io colgo ancora delle invarianti, delle cose che si pensavano, si usavano nel calcolo di 4.000 anni fa, insomma, e si usano ancora adesso con le debite variazioni. E molte teorie filosofiche in Occidente, concludo rapidamente, non vi preoccupate, molte teorie filosofiche in Occidente si basano su una sapienza che oggi definiremo scientifica, ma che era pure orientata a questioni di ordine rituale, metafisico e morale. Concetti centrali della matematica greca, come quello di physis, di natura, di logos, di apeiron, l'infinito, no? E richiedevano un continuo confronto con la matematica. Un continuo confronto con la matematica. Il concetto pitagorico di giustizia, di diche, era simboleggiato dal teorema di Pitagora, insomma, per delle questioni, insomma, non del tutto facili da capire. Ecco, e quindi bisogna tentare di capire che quello che sta succedendo oggi, in qualche modo, si può riagganciare alla vastità di significato e di pensiero
che era già stata capita e realizzata in epoca arcaica, no? E quindi sarebbe potenzialmente in qualche modo riagganciabile a quello che succede oggi, perché oggi, ripeto, stiamo in qualche modo rianalizzando, studiando di nuovo tutti quei procedimenti che in qualche modo, io penso, hanno prodotto la filosofia. La mia sensazione, il mio sospetto è che la filosofia sia nata dalla matematica antica. La matematica antica c'era già prima della filosofia e aveva scopi molto estesi, insomma, soprattutto di carattere metafisico e rituale. Ecco, quindi se non distogliamo lo sguardo da questo sfondo mitico, sapienziale, appare evidente che le ricerche degli ultimi decenni sulla complessità e sulla stabilità anche degli algoritmi continuano a riprendere in domini di dimensione enorme, complicatissima, la questione centrale affrontata fin da epoche remote, non solo in Grecia, e che riguarda la natura del logos. Il logos in Grecia si chiamava logos, che era precisamente la capacità della ratio calcolante di tenere insieme e riorganizzare i pezzi di un universo smembrato nel corso di un sacrificio primordiale e costantemente reiterato. E forse finirei così.